Interrogatorio di garanzia ieri mattina davanti al GIP del Tribunale di Agrigento per i favaresi Salvatore Lupo, 41 anni, ex presidente del Consiglio Comunale di Favara, e la moglie Maria Barba, 35enne, i due principali indagati da parte degli inquirenti nell'ambito dell'operazione Stipendi Spezzati. I coniugi, difesi dall'avvocato Domenico Russello, hanno negato tutte le accuse mosse a loro carico. Un'inchiesta condotta dai carabinieri della compagnia liricata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che aveva portato venerdì scorso, per come esposto dagli stessi militari nel corso di una conferenza stampa, all'applicazione di 4 ordinanze di misura cautelare, tra le quali i domiciliari per Lupo e consorte. La vicenda fa riferimento alla cooperativa sociale Suami Ollus, già al centro di un'altra inchiesta denominata Catene Spezzate, che avrebbe portato alla luce presunti maltrattamenti fisici e psichici nei confronti di alcuni ospiti della struttura. Da qui nacque il nuovo filone investigativo Stipendi Spezzati, le cui indagini avrebbero portato a galla i disagi dei dipendenti della cooperativa. Secondo gli inquirenti, quest'ultimi sarebbero stati pagati in maniera totalmente irregolare, in quanto la cifra riportata in busta paga veniva poi dimezzata e ritornava nelle tasche del direttivo della cooperativa in danno del personale, costretto, secondo quanto ricostruito all'atto dell'assunzione, ad aprire un conto corrente bancario e a consegnare il bancomat a Salvatore Lupo, all'epoca amministratore unico della Suami, o ad un altro associato. Ieri, al termine dell'interrogatorio, la difesa ha chiesto la revoca dei domiciliari per Lupo e sua moglie, sostenendo l'avvenuta cessazione delle esigenze cautelari. Intanto il GUP Alfonso Malato avrebbe applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare l'ufficio direttivo della Suami per una 67enne di Favara, parente di Salvatore Lupo. Secondo gli inquirenti, la donna, che ricopre la carica dallo scorso 10 febbraio, avrebbe fatto da prestanome. La donna avrebbe dichiarato di essere estranea alla vicenda. Oggi l'interrogatorio degli altri 2 indagati dell'inchiesta sottoposti a misure cautelari. Si tratta di Caterina Federico, 34enne, per la quale è stato disposto l'obbligo di dimora allicata, e Veronica Sutera Sardo, 30enne agrigentina, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, entrambe assistenti sociali operanti all'interno della Suami.